Via del Fante a Spresiano, dove la strada confluisce in via Barcador. A un centinaio di metri dal monumento ai caduti scorre lo scarico del canale della Vittoria che porta al Piave e proprio lì, sul ponticello stradale che lo attraversa, qualcuno ha lasciato nelle scorse ore un mazzo di fiori e 2 lumini. Il luogo dove domenica scorsa è stato ritrovato da un pescatore. Il corpo di Anica Panfila è poco lontano, sul fiume. La mano che ha lasciato i fiori può aver ritenuto questo ponte il posto più accessibile in cui lasciare un pensiero in memoria della 31enne ritrovata senza vita, ma guardandosi intorno viene da pensare che proprio in questo punto il responsabile della morte di Anica possa aver fermato la macchina e del tutto indisturbato abbia gettato in acqua il corpo. Qui la corrente è particolarmente impetuosa e a metà del tratto verso il fiume compie un'ulteriore accelerazione. La salma della giovane madre è stata ritrovata poco distante, più a sud, vittima di un omicidio che resta da capire se sia stato volontario o preterintenzionale. E questo è presto per dirlo, perché prima bisogna cercare di scoprire se omicidio è stato, chi lo ha commesso e poi in quali circostanze e per quali motivi. Sono stati sentiti tutti i soggetti con cui è nota una frequentazione della giovane mamma, dall'attuale compagno Luigino De Biase all'ex datore di lavoro Franco Battaggia, ex Primula Rossa della Mala del Brenta, che da tempo tra Arcade e Spresiano si è rifatto una vita. Vagliata anche la posizione dell'ex marito di Anica, Basilica Lungu, attualmente in Romania. Ad Arcade, dove la 31enne è stata vista per l'ultima volta, è funzionante un capillare sistema di videosorveglianza che i carabinieri stanno scandagliando. Ho voluto per il mio paese fare proprio un reticolo di occhi elettronici per vigilare sul territorio. Ricordo che le immagini che hanno permesso di scoprire l'omicidio quella volta di Coghetto, che appunto è stato scippato dai nomadi. Il sindaco Presti non ricorda di aver mai visto Anica. Onestamente io non l'ho mai vista, suppongo da quello che ho letto che frequentasse appunto alcuni locali, ma onestamente io dove vado io non l'ho mai vista, non l'ho mai notata. Ma il caso inquieta e fa discutere ad Arcade e anche per questo il primo cittadino si augura che venga al più presto fatta chiarezza. Auspico che siano utili alle indagini perché la famiglia penso che abbia diritto ad una risposta, cosa è successo a questa povera donna, e lo vuole anche la mia comunità perché non sappiamo se possa essere avvenuto appunto il delitto qui nel nostro territorio oppure altrove, quindi anche noi ci interroghiamo e vorremmo delle risposte.